Amici di Diretta Sport, appassionati di volley, un buon pomeriggio dalla palestra Grazia Deledda di Oristano, dove stanno per iniziare le finali regionali Under 14 femminile. Questa mattina si sono svolte le semifinali, 3 squadre vincitrici, un triangolare per assegnare il titolo regionale. Si parte con la sfida tra l'Ariete Oristano e la Polisportiva San Roch, poi la perdente andrà a sfidare la Silvio Pellico di Sassari. La terza sfida in programma vedrà sempre la Silvio Pellico di Sassari affrontare invece la vincente di Ariete Oristano San Roch. Si gioca al meglio dei 2 set, quindi 2 set su 3, 3 punti per la vittoria per 2-0, 2 punti per la vittoria 2-1, 1 punto per la sconfitta per 2-1, 0 punti ovviamente per la sconfitta per 2-0. La formazione che avrà ottenuto più punti si aggiudicherà il titolo regionale. In caso di parità si considereranno il numero di vittorie e il miglior quoziente punti. San Roch in campo con Sofia Aversano, Sarabetti, Sofia Tanda, Michela Foscarini, dall'altra parte invece Ariete Oristano che schiera Elena Pina, Maria Puzzo, Giulia Mele, Giulia Sascaro, Giulia Gallistru, Alessandra Musetti con il libero Angelica Villecco. Qua qui proprio la presentazione dello starting six dell'Ariete Oristano. Eccole qui le 6 più libero scelte da Davide Sascaro, allenatore dell'Ariete Oristano. Dall'altra parte la presentazione della Polisportiva San Roch. Tutto pronto per cominciare, come detto Sofia Aversano, Sarabetti, Giulia Settembrini, Sofia Tanda, Aurora Balisei, Michela Foscarini. Lo starting 6 invece per Mario Basciu. Non ha a disposizione un libero San Roch, quindi ha a disposizione 2 invece l'Ariete Oristano. Il titolare momentaneamente Angelica Villecco, secondo il libero Giorgia Sanna. In panchina a disposizione di San Roch, che inizierà la partita con il primo servizio affidato a Michela Foscarini. Ci sono Martina Puggioni, Sofia Caboni, Anna Chiara Concas, Anna Lier Monni e Giulia Murgia. Dall'altra parte per Ariete Oristano in panchina Ginevra Scintu, Greta Ucheddu, Melissa Pintus, Silvia Frau, Matilde Ruggeri, il già citato secondo libero Giorgia Sanna ed Elena Marongio. Tutto pronto, inizierà San Roch che attaccherà per questo primo set da sinistra verso destra rispetto ai vostri schermi. Qui la prima ricezione di Pina, poi il pallone rimandato dall'altra parte. L'alza Tanda per l'attacco di Aversano. Sbaglia qui in difesa il libero Villecco. Il primo punto allora è per San Roch. San Roch che nella semifinale di questa mattina è giocata sempre Oristano, ma la palestra Tarros battuto 3-1 Buspini. Qui arriva un altro punto nel frattempo per San Roch. Un altro errore in bagger parte dell'Ariete Oristano. Invece sempre nella palestra Tarros battuto 3-0 l'Olimpia Bosa. La terza finalista è la Silvio Pellico di Sassari, l'unica che ha giocato qui la semifinale di questa mattina contro la Junior Sassari.
anche in questo caso vittoria in 3 set. L'attacco portato da Aversano leggermente lungo, senza deviazioni, il primo punto allora di questa prima gara delle finali regionali 2022 Under 14 femminile per l'Ariete Oristano, con il primo servizio affidato a Maria Puzzu. Ricezione di Aversano, poi la palla alzata nuovamente per la numero 6 che porta a casa il terzo punto. Anche discreto pubblico a sostenere le due squadre quest'oggi, tornati i tifosi nei palazzetti. Qui l'attacco portato da Balisai, che problema in difesa per l'Ariete Oristano che non riesce a costruire l'attacco, costruisce invece un ottimo attacco per la solita Betty. 4-1 per la Polisportiva Sarroch, che aveva perso la finale territoriale di categoria contro la 100% Sudore. L'attacco invece portato vincente con il 5-1. Ancora un punto per Sarroch. Ci correggiamo, aveva vinto la finale Under 14 contro la 100% Sudore, mentre arriva già il primo cambio in casa Ariete Oristano, entrata con la maglia numero 11 Alessandra Musetti, forse semplicemente l'ingresso del libero. In ogni caso l'attacco ancora di Sarroch, ancora con Becci. 6-1. Sarroch ha vinto la finale territoriale contro la 100% Sudore a livello Under 14, l'ha persa poi a livello Under 16. Testimoniare però forse presenza, anche il lavoro svolto a livello giovanile da questa squadra. Qui Magher che finisce direttamente sul soffitto, è parziale che inizia a diventare pesante in avvio di primo set. 7-1. Non chiama il teamato Davide Scassaro, qui porta forse il primo buon attacco con il capitano qui a Sassaro. L'Ariete Oristano ritrova un po' di vita dopo un avvio di partita sicuramente complicato. I problemi in ricezione per Sarroch, poi alla fine riesce anche a costruire l'attacco per Becchi, grande muro però dell'Ariete, che trova il terzo punto della partita, 2 in fila, importanti per restare lì. Pallone mandato dall'altra parte da Foscarini, poi ancora l'attacco dell'Ariete Oristano con il pallone che finisce ancora una volta sul soffitto. Adesso dal 7-1 iniziale per Sarroch è 7-4. Prova ad attaccare Balisai, poi ancora un ottimo attacco costruito per l'Ariete con Giulia Sassaro. Parziale di 4-0 per l'Ariete, che può sicuramente godere dei favori di casa, essendo comunque una squadra oristanese. Proprio qui a Oristano si stanno svolgendo queste finali
Qui arriva addirittura il 7-6, era 7-1 il punteggio fino a poco fa, e adesso il time out lo chiama Mario Basciu. Nuovamente in campo palestra Grazia Deledda di Oristano. Per la prima partita delle finali regionali Under 14 si gioca un triangolare. Coinvolge Ariete Oristano, la Polisportiva San Rocco e la Silvio Pellico in campo le prime due. Un San Rocco che era avanti 7-1, poi il controparziale della formazione oristanese che ha accorciato sul 7-6 costringendo alla time out la panchina di San Rocco. Poi subito dopo la pausa è riuscita a trovare il punto del +2, adesso diventa +3 per l'errore dell'Ariete. Servizio per Sofia Tanda, corto. Torna sul -2 l'Ariete Oristano. Adesso manda in campo Giulia Gallistru per il libero. Continuano le rotazioni con il libero dell'Ariete, senza libero invece San Rocco. Dall'altra parte Settembrini la alza per Betti, diventa in realtà un palleggio per Balisai che non ha paura di attaccare sotto rete, poi difesa di Betti in bagger, attacca Foscarini dalla seconda linea, crea più di qualche problema in difesa all'Ariete. Rocco torna sulla +3, 10-7. Per l'11-7 riallunga ancora San Rocco che aveva visto avvicinarsi l'Ariete Oristano dopo il 7-1 iniziale. 7-6 time out di Mario Basciu, adesso 11-7 invece il punteggio. Che evidentemente è servito, per il momento non l'ha ancora chiamato invece l'Ariete Oristano, tenuta a distanza da San Rocco. Qui il bagger mandato dall'altra parte, poi problemi. Betti con un mezzo miracolo, Settembrini in bagger riesce a mandare dall'altra parte, può costruire per un buon attacco l'Ariete Oristano, schiaccia sulla rete Giulia Sassaro. 12-7 il punteggio adesso per San Rocco, tornata avanti di 5. Betti un altro punto sul servizio, 13-7. Ancora Betti in battuta, qui trova Alessia con l'aiuto del nastro. Massimo vantaggio per San Rocco sul 14-7, doppiate le oristanesi. Per il momento non chiama ancora il tenuto Davide Sassaro, che però resta lì in piedi ad osservare con attenzione sue giocatrici. Qui ace pulitissimo di Betti, palla che cade a terra, 15-7. Adesso sì che lo chiama il temato Davide Sassaro.
torna in campo dopo il timeout chiamato dall'Ariete Oristano. Punteggio di 15-7, massimo vantaggio per San Roque. Buona la difesa di Betti che può attaccare dalla seconda linea. Poi invasione dell'Ariete Oristano, 7-16 in questo avvio. Ancora Betti al servizio versi Ace con l'imbattuta. Qui buona la ricezione di Villetto, poi l'attacco di Sassaro a cercare proprio Betti, scambia con Settembrini, schiaccia ancora dalla seconda linea, poi il pallone che termina nuovamente dall'altra parte, ancora Betti. Allora buona difesa di Ucheddu, qui Settembrini qui cerca l'attacco a sorpresa al secondo tocco, stavolta invece palleggia per Balisai che va due mani dall'altra parte. Qui errore invece di Maria Pucci in fase di palleggio. 7-17. Ancora con Betti. Ricezione di Ucheddu, poi l'attacco ancora sulla rete di Sassaro. 7-18. Fugge via San Roque. Betti, ace ancora con la rete del nastro, ennesimo ace però di Sara Betti. Servizio ormai da tempo contribuito a creare questo parziale di San Roque, avanti 7-19. Attenzione al cambio, fuori Balisai, dentro con la maglia numero 15 Sofia Caboni. Hager in ricezione a rimandare il pallone subito dall'altra parte, può attaccare Betti, no, perché supera l'altra linea, va con un semplice palleggio, cerca invece la schiacciata Ucheddu. Settembrini la alza per la neoentrata Caboni in posizione centrale sotto rete, schiacciata forte di Sassaro che riesce ad andare oltre la rete stavolta, ma fuori in misura, fuori 7-20. Attacco stavolta centrale, poi Betti in bugger dall'altra parte. Giulia Gallistro era lì in traiettoria sotto rete della zona centrale per rimandarla dall'altra parte, non è riuscita però a scavalcare la rete. 7-21. Vantaggio in bugger di Tanda, poi Settembrini, traiettoria velenosa su questo bugger, difficile per Settembrini salvarla. 8-21, torna il servizio nella metà campo dell'Ariete Oristano. Eccezione di Tanda, poi Settembrini la alza per Betti che schiaccia dalla seconda linea. Mele, poi problemi in difesa per l'Ariete, palla alzata per Foscarini che cerca di schiacciare con questo diagonale. Pallonetto da zona centrale provato da Gallistro, ancora Betti dalla seconda linea. Buona difesa di Ucheddu che poi può provare a schiacciare, buon diagonale. C'è però Aversano in difesa, Foscarini, adesso buono scambio, buone difese, anche se qui Betti sbaglia il palleggio in difesa. Secondo punto in fila per l'Ariete che prova a rivitalizzarsi anche con il confermo dei tifosi
punteggio veramente compromesso in questo primo set, ma ogni punto può essere importante in questo triangolare, perché vediamo ancora le regole in caso di arrivo parità per racconto del numero di vittorie ma anche del miglior quartetto. Qui arriva il 22esimo punto di Sarroch, 9-22. Servizio, buona ricezione, attacco con una centrale per la rete Oristano che trova la doppia cifra. -22 per le oristanesi. Anda in tuffo, Bagher dall'altra parte, attacco ancora da zona centrale, trova un altro punto alla rete Oristano. 11-22. Returceddu al servizio, citata da tutta la panchina, la numero 4 dell'Ariete, l'attacco provato da Versano Murato, che però resta nella metà campo oristanese. Pallonetto dall'altra parte, Sarroch riesce a salvarsi, Bagher di Tanda dall'altra parte diventa anche velenoso, poi attacco dalla zona centrale, Bagher in tuffo di Betti, può attaccare Foscarini che cerca il diagonale, poi la manda dall'altra parte a Versano. Al primo tocco adesso può schiacciare la numero 6, grande salvataggio dell'Ariete. Manca il terzo tocco per rimandare dall'altra parte, punto numero 23 di Sarroch che si riprende il servizio con Giulia Settembrini in battuta adesso. Eis l'ha lasciata passare Oristano, palla che era dentro. 11-24 e arriva allora il set point per Sarroch. Settembrini non trova l'Ace, poi l'attacco portato dall'Ariete. Settembrini, palleggio dall'altra parte, può attaccare ancora Oristano con Giulia Mele che annulla il primo set point di Sarroch. 12-24. Giulia Gallistru Tanda, palla alzata per Betti con un semplice tocco morbido, con l'aiuto del nastro Giulia Sassaro trova il punto numero 13, annullato un altro set point a Sarroch, servizio che resta a Giulia Gallistru. Tanda, Bagher che termina direttamente dall'altra parte, non attacca con la giusta decisione su questo pallone Puccici, arriva in ogni caso il fischio che dà il punto numero 25 a Sarroch e Sarroch che va su l'1-0 questa prima partita del triangolare. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno.
Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Terminata la pausa tra primo e secondo set, Ariete Oristano e Sarroch sono nuovamente in campo. Palestra Grazia Deledda di via Santo Lussurgiu. Oristano, la prima partita del triangolare che vale il titolo regionale Under 14 femminile. Ariete Oristano sotto 1-0 nel conto dei set. Sarroch ha dominato 25-13. Secondo set che può essere già quello decisivo. Ricordiamo, questo triangolare si gioca al meglio dei due set, quindi Sarroch per chiudere la partita, andare sul 2-0. Sarroch che trova anche il primo punto del secondo set. L'Ariete invece per andare al terzo, che garantirebbe almeno un punto alla formazione oristanese. 3 punti in caso di vittoria di 2-0, 2 punti per la vittoria per 2-1, un punto per la sconfitta per 2-1, ovviamente 0 punti in caso di sconfitta senza vincere neanche un set. Pallone alzato per Sasscaro, vedete che si muove, poi può andare Betti, attacca ancora Sasscaro, anticipata da Alessandra Musetti, poi attacco ancora portato dall'Ariete Oristano. Sarroch non riesce a salvarsi in questa situazione. 1-1. Servizio Giulia Mele. Grande attacco, 2-1 Sarroch. La conferma. Starting 6, primo set con Versano, Betti, Settembrini, Tanda, Balisai e Pescarini. Tanda adesso al servizio. Per Ariete Oristano invece c'è Ucheddu, posto di pin, il cambio è venuto già a inizio. A inizio primo set. Il resto sembra tutto confermato con Puzzu, Mele, Sasscaro, Gallistro, Musetti,
il libero Villecco, che attenzione a Betti, Bagher dall'altra parte, può allora attaccare Sassaro, traiettoria altissima, poi sotto rete si lotta senza però invasione da parte di entrambe le squadre. Allora continua a giocare e il punto lo firma ancora l'Ariete Oristano, che torna sul punteggio di parità 2-2. Adesso il punteggio secondo set in cui Ariete per provare a non far scappare via i propri avversari. Ricordiamo che poi la formazione perdente di questa sfida andrà a sfidare nella seconda partita in programma alle ore 17, ovviamente orari che possono subire variazioni a seconda di come andranno a concludersi le varie sfide. Qui grande salvataggio dell'Ariete Oristano, diciamo la perdente andrà a sfidare la Silvio Pellico, gente che invece affronterà la Silvio Pellico di Sassari nella terza e ultima sfida. Pescarini sbaglia, il poco per mandare però dall'altra parte 3-2. Ariete Oristano trova forse il primo vantaggio in questa sfida. Anche un primo set avvio difficile, parziale di 7-1, poi l'Ariete era rientrata sul 7-6 dopo il time out con Betti al servizio. Aveva dilagato Sarrocca, adesso proprio Betti che prova a mettere giù questo pallone, risponde dall'altra parte Sassaro, poi Aversano, alza in Bagher dall'altra parte, ma lunga sempre in Bagher. Foscarini, attacco centrale sotto rete portato da Gallistru, buona difesa di Sarrocca che attacca ancora con Betti. Meno bene invece in questo caso la difesa dell'Ariete, che però riesce a salvarsi, a mandare il pallone dall'altra parte. Attacca sotto rete Balisai, altro pallone dall'altra parte, Settembrini, Tanda molto vicino alla rete, Betti riesce con il Bagher a rimandare dall'altra parte. Altro attacco centrale di Gallistru, poi il muro dell'Ariete che allunga sul 4-2. Un secondo set diverso dal primo, lo vuole dimostrare l'Ariete Oristano dopo aver perso anche con un parziale importante. Qui Betti vorrebbe la rivelazione del muro, rivelazione che per l'arbitro c'è. 4-3. Va Betti al servizio. Qui però arriva la chiamata di time out da parte dell'Ariete Oristano sul punteggio di 4-3, ci fermiamo anche noi. Per Sara Betti in casa Sarrocca, punteggio di 4-3 per l'Ariete Oristano. Dopo aver chiuso sotto 25-13 il primo set, i cristanesi cercano di allungare questa sfida. Balisai anticipa Betti con il Bagher, però manda il pallone dall'altra parte in out. 5-3, torna avanti di 2 l'Ariete Oristano. Adesso al servizio da Giulia Sassaro. Ace, errore in ricezione di Aversano per Giulia Sassaro, prova a scappare l'Ariete. 6-3. Sassaro al servizio, dopo l'Ace ci riprova. Betti anticipa Tanda, poi palla alzata per Balisai. Altra buona palla alzata, attacco sotto rete portato da Gallistru, poi Tanda per Betti, attacca dalla seconda linea, buona difesa di Mere, poi l'attacco di Ucheddu, profonda in campo, 7-3.
decisamente un'altra Ariete Oristano questa di questo secondo set. Ancora Giulia Sassaro, Betti in ricezione, Bagher molto basso, poi Balisai, Anna che si impegna col tocco del muro che cade nella metà campo dell'Ariete. Sarroc ritrova il servizio, portando sul -3 adesso. Errore di formazione per l'Ariete Oristano, regala il punto a Sarroc, quello del 7-5. Qui chiede spiegazioni al primo arbitro, il capitano Giulia Sassaro. Da capire chi era la giocatrice messa in posizione errata, probabilmente coinvolta proprio il capitano. Adesso prova a chiedere formazioni, no, formazioni che non vengono chieste, confermato il punteggio di 7-5 dopo questa piccola pausa. Un punto a Sarroc che non riesce a ritrovare poi il punto, qualche problema in difesa, alla fine si salva la formazione nominata da Mario Bascio. Qui attacco centrale vincente di Giulia Gallistro, e allunga sul +3 l'Ariete, 8-5. Di Balisai, Settembrini la alza per Betti, attacca ancora dalla seconda linea, schiaccia forte, buona però la difesa dell'Ariete, il nostro trova un altro quinto firmato da Giulia Mele, 9-5. Ruccheddu servizio, palla alzata ancora per Betti, schiaccia ancora dalla seconda linea, poi Mele, muro di Aversano, Bagher dall'altra parte, poi il tentativo di pallonetto, alla fine Settembrini per Betti, l'attacco in banda, ma va out, che doppia Sarroc sul 10-5. Ancora Foscarini, poi il tocco Murata, altra palla che si impenna, il tocco, alla fine si salva in qualche modo, Murata però 20 11 a 5, non convinto male basso, tempo, la portata sotto di sé.
Si torna a giocare alla palestra Grazia Deledda di Santo Lussurgiu, un cambio per San Rocco prima di riprendere con l'ingresso di Anna Chiara Concas al posto di Sara Betti, che era tornata un attimo negli spogliatoi, adesso è rientrata in panchina, ma resta fuori Concas in bagger, la ricezione del servizio di Ucheddu, poi l'attacco centrale di Gallistru, altra palla in bagger molto vicina alla rete, alla fine una delle storie più importanti della rete Oristano. 11-6 il punteggio. Giulia Settembrini al servizio adesso, ricezione con un bagger molto vicino alla rete di Sassaro, poi alla fine Foscarini, altra palla alzata, bagger di Villecco, poi sotto rete Tanda in tuffo salva, poi Aversano, Murata arrivando subito dall'altra parte, fa altrettanto puzzo. Adesso più elaborato, più costruito, l'attacco sotto rete di San Rocco con la schiacciata centrale di Sofia Aversano, ritorno sul -4, 11-7. Tanda chiede disposizioni sulle formazioni, il capitano sarebbe Sara Betti, ma è ancora in panchina la numero 10. Di Settembrini in campo, ace pulito di Settembrini, questa sulla banda molto pulito così, la rete ritorno che aveva lasciato passare il pallone anche nel corso delle prime 7. Dovrebbe decisiva per conquistare il primo set point al 24esimo punto. Sbaglia Settembrini, la manda sulla rete, 12-8. Giulia Gallistru sbaglia anche lei il servizio, 12-9. In casa San Rock, fuori nuovamente Concas, dentro Betti. Servizio per Michela Foscarini, ace di Foscarini in zona centrale, trova il punto scoperto a campo dell'Ariete. Ecco, sono solo 2 punti di distanza tra le due squadre, il punteggio era sul 10-5, adesso è 12-11, rientra addirittura sul -1 San Rocco. Serie di 6-2 dopo il chiamato da Mario Bassi. Bagger prende dall'altra parte di Sassaro, può costruire un buon attacco, si affida alla centrale Aversano San Rocco. La risposta di Mele Murata però da San Rocco, che pareggia la partita 12-12. Poi Betti
palla manata dall'altra parte da Puzzu, che coglie in controtempo Foscarini, trova il punto del 13-12, nuovo vantaggio a Rieti Oristano. Maria Puzzu al servizio per l'Ariete, in 2 in ricezione sul successivo attacco dell'Ariete, sono costrette a subire il 14-12, un altro cambio forse per San Roque, dentro con la maglia numero 12 Martina Fuggioni, fuori con la maglia numero 14 Giulia Settembrini. Set è decisivo, lo ricordiamo, triangolare che vale il titolo regionale, si gioca al meglio dei 2 set, meglio dei 3 set, una squadra che ne vince 2 che va a guadagnare la vittoria. Poi punteggio che varia a seconda del come si conquista questa vittoria. In caso di 2-0 sono 3 punti, in caso di 2-1 sono 2. Qui altro errore per San Roque, che dopo aver trovato la parità sul 12-12 pagato, parziale di 4-0 per l'Ariete, che resta con Maria Puzzu al servizio. Elisai, Aversano, Betti può andare solo con un bugger lungo, ma Cimentelletto da Villecco può schiacciare invece Sassaro, buona la difesa, poi Betti può schiacciare una diagonale che vale il 13° punto di San Roque, meno 3 adesso tra le due squadre, chiaramente più combattuto, più nel vivo questo secondo set, finale regionale della FIPA Val Sardegna, non l'unica che vi stiamo raccontando oggi. Cagliari e l'Audax Sandalion, che vale il titolo under 15 maschile. C'è il punto numero 17 per l'Ariete. Frattempo che prova a far suo questo secondo set. Foscarini, Tanda, palla alzata per Betti. Bagher lunghissimo, parte di Michetti, line out, 17-14. Dal Nuoro, la finale under 18 femminile tra l'Alfieri Cagliari, Garibaldi e la Maddalena, giocare il quadro, le finali odierne organizzate dalla FIPA Sardegna, finali regionali. Vedono ancora avanti di 4 l'Ariete in questo secondo set, 18-14, sta giocando punto a punto, ma con l'Ariete che continua a tenere a 4 punti di distanza San Roque. Betti in ricezione, poi palla alzata proprio per Betti, che in prima linea può attaccare, non usa tanta potenza stavolta, ma tanto basta per tornare sul meno 3 e andare al servizio. Va Betti, cerca la palla in banda, poi Bagher ancora dalla numero 10, attacca stavolta Foscarini, non riesce a far cadere la palla per terra, per la fine deve mandare a Villecco dall'altra parte con un bugger, la chiama Tanda, prova ad andare Foscarini, finta di schiacciata, poi pallonetto a 2 mani, per poco non beffa, difesa dell'Ariete, scambio lungo e delicato adesso, Foscarini ancora, poi palla che resta sotto rete, non riesce nel miracolo il libero Angelica Villecco, torna sul meno 2 San Roque, 18-16.
dall'altra parte da Gallistru, può attaccare Betti dalla seconda linea. Attenzione qui all'errore in difesa dell'Ariete, torna sul meno uno Sarroc. Cambio, fuori Giulia Mele, dentro Elena Pinna con la partita Six, in realtà tante giocatrici in zona cambio, ecco, per accogliere l'ingresso di Elena Pinna, che nel corso del primo set ha lasciato invece il posto a Cretu Keddu. 18-17. Betti ancora al servizio, Gallistru non perfetta in ricezione, riesce però l'Ariete a rimandarla dall'altra parte con il bugger di Villecco, poi Foscarini, il tentativo di bugger, poi Gallistru stavolta palleggia per la schiacciata di Keddu, palla ancora buona per il tentativo stavolta centrale dell'Ariete, altra buona difesa di Sarroc che però riesce a costruire un buon attacco. Foscarini deve andare con il bugger lungo, prova ancora l'Ariete, stavolta andando dal suo capitano Sassaro, poi l'attacco di Foscarini, sbaglia Villecco in difesa, parità quota 18, altra parità. La parità quota 12, poi il parziale di 4-0 dell'Ariete ha visto ancora una volta Sarroc rientrare. Tante volte l'Ariete ha provato a rimandare indietro Sarroc, però è tornata sempre lì e adesso la squadra di Mario Basciu è avanti 18-19 nel momento clou del match. Ancora Betti al servizio, bugger out di Maria Puzzo, rischia un po' di pagare adesso la situazione dell'Ariete Oristano. 18-20, ancora Betti, di Sara Betti. Dopo la rimonta sul 18 pari, tentativo di fuga di Sarroc, chiama allora il suo secondo time out Davide Sassaro sul 18-21. Si torna a giocare dopo il time out, Sarroc avanti 21-18, dovuto inseguire a lungo l'Ariete Oristano in questo secondo set, che ha provato a combattere lunga con i denti per andare sull'1-1, portare la sfida al terzo set. Ha dovuto chiamare il secondo tenore Davide Sassaro, trova subito il punto, 19-21. Il Oristano c'è ancora con Giulia Sassaro, adesso va al servizio, capitano dell'Ariete Oristano, la giocatrice in maglia numero 8, ricezione di Betti, poi il pallone alzato alla fine è Aversano che deve andare dall'altra parte, palla alzata per l'attacco centrale di Gallistru, Betti in tuffo, poi Puggioni preso il posto di Schemini, fa lei la palleggiatrice. Tanda, ancora Puggioni per Foscarini che cerca il diagonale, riesce a salvarsi la difesa dell'Ariete e poi trova addirittura il punto con Villecco che manda con questo bugger il pallone dall'altra parte, molto forte, palla sul nastro che rimbalza. Time out adesso di Mario Basciu, non vuole sbagliare niente Sarroc, non vuole sbagliare niente l'Ariete Oristano, ci prendiamo un'altra pausa anche noi.
20-21 per San Rocco, che aveva vinto il primo set 25-13, decisamente più combattuto questo secondo. Cariete Oristano per andare sull'1-1, allungare la sfida al terzo set. San Rocco per chiudere i conti sul 2-0, prendersi i 3 punti in questo triangolare. Per adesso si prende il punto del 22-20 San Rocco dopo il time out. Vedremo la perdente, affronterà alle 17 circa la Silvio Pellico di Sassari. Poi alle 18:30 circa, ovviamente orari variabili, sarà la sfida tra la vincente di questa partita e sempre la Silvio Pellico. Palla alzata, attacco centrale di Gallizia, 20-23. Alisai, servizio. L'alzata per l'attacco portato da Mele, ci prova Foscarini, riesce a salvare Pina, poi attacco centrale di Gallistru, Betti, bagger altissimo ma non tocca il soffitto. Tanda, Foscarini, diagonale, altra possibilità per l'Ariete Oristano con un'altra schiacciata di Ucheddu. Buona la difesa di San Rocco, ci prova il secondo tocco Pugioni, attacco dalla seconda linea portato senza successo, anzi con successo da Sassari, perché la difesa di San Rocco qui non riesce a salvare. 21-23, si riprende il servizio l'Ariete di Oristano. Pugioni, la palla alzata per Aversano, prova a schiacciare da zona centrale, 24-21, match point in arrivo per San Rocco. Fuori Pugioni, dentro sei Bembrini, quindi è proprio perché la numero 14 deve andare al servizio adesso, così la rotazione. Poi decisivo per San Rocco, sulla rete, 22-24, c'è ancora partita, c'è ancora vita per l'Ariete Oristano e prova adesso con Giulia Gallistru in ricezione di Valisai, poi attacca Foscarini, Gallistru in difesa, poi la palla alzata, attacco centrale sulla rete di Alessandra Musetti, finisce sul 25-22 secondo set. San Rocco vince la prima partita del triangolare, conquista i 3 punti, si porta in testa la classifica, affronterà la Silvio Pellico nella partita delle 18:30, invece tra mezz'ora circa ancora in campo l'Ariete Oristano contro la formazione sassarese. Noi ci prendiamo ovviamente una piccola pausa, poi torniamo qui in diretta dalla palestra Grazia Deledda di via Sant'Olusurgio Oristano per raccontarvi Silvio Pellico, Sassari, Ariete Oristano.